di là. Manca poco al traguardo, manca l'ultimo sforzo, poi domani chissà che sarà. E intanto gira e va, gira, e chi ci fermerà? Gianni guarda il mattino e prende il primo sole sul viso che ride di già. È quasi primavera, i suoi sogni si fanno più veri e tutto sembra assumere un senso nel vento che va. La ruota sembra un'elica, la ruota sembra un'elica. Gianni non è mai stanco di correre per tutto il mondo ed andrebbe più in là fino a toccare il sole e le stelle, la luna e chissà se la sua felpa termica azzurra va bene anche là in giro sopra un'orbita. In giro sopra un'orbita. Gianni parla poco e vede il mondo come può. Rox, un nome breve per camminare più a lungo. Rox, un nome breve per volare sempre più in alto. Da Ivano e Cristian Fanini, 10.000 metri di Auto Expo. Dalla Smart alla Ferrari. Nuovo e seminuovo. Vendita e noleggi. Auto Expo, Lunata, Lucca. Ci troviamo a Montecatini Terme e precisamente nei locali del Credito Cooperativo della Val di Nievole, dove questa sera si svolge la festa del ciclismo pistoiese a cura del Comitato Provinciale di Pistoia. Saranno premiati tanti ragazzi, tutti i ragazzi della provincia di Pistoia, dirigenti ed accompagnatori di questi ragazzi. Una bella festa che organizza il Comitato Provinciale con Talini Luciano in testa. Siamo con Sergio Miele, responsabile del marketing del Credito Cooperativo della Val di Nievole. Sempre disponibile la banca per concedere la sala dei congressi per questa manifestazione, per questa premiazione? Sempre, da sempre vicini allo sport, e quindi ci fa piacere sempre accogliere queste manifestazioni per consolidare ancora di più e sempre di più il rapporto con la comunità, che per noi è fondamentale. Siamo la banca del territorio e siamo disponibili quando il territorio ha bisogno. Sicuramente una banca che ha festeggiato 50 anni proprio 2 anni fa, se non vado errato, una banca che è sempre giovane e in via di espansione, perché state lavorando proprio sul territorio della provincia di Pistoia, come la festa di stasera che riguarda solo ed esclusivamente la provincia di Pistoia. Assolutamente sì, siamo una banca giovane ma tanto volenterosa, siamo tutti più o meno tutti mediamente molto giovani e abbiamo ancora tanta voglia di espanderci e probabilmente nel prossimo futuro avremo grosse opportunità, sia per noi e quindi anche per il territorio e la Val di Nievole tutta. Un veicolo pubblicitario direi per voi questa serata, con tanti sportivi che arrivano qua dalla Val di Nievole, molti saranno già correntisti vostri, però si può sempre acquisire dei clienti nuovi. Anche questa è un'opportunità, sì, non è il nostro principale obiettivo in queste manifestazioni, ma comunque fa sempre piacere fare pubblicità, esporsi e far vedere che insomma siamo una banca attenta a certi particolari bisogni. Ecco. Per noi è importante avere un ruolo corporativo e quindi anche soddisfare certi bisogni della nostra comunità, quello è fondamentale. Ci sono tanti ragazzini questa sera qui a questa premiazione, perché molti clienti del Credito Cooperativo. Sicuramente la banca si sta espandendo, siamo alla banca, parliamo della banca giustamente, si sta espandendo anche su Pistoia.
su Pistoia e non solo. Pistoia per noi è un bacino importante, il movimento è lì presente non solo con la realtà del credito cooperativo ma con tante altre realtà. Per noi è un bacino importante di clientela, di volume, e speriamo di espanderci in modo positivo e di portare quello che è, insomma, l'esperienza nostra anche al di là del Serravalle, come diciamo in zona. Sì. Sicuramente sempre disponibile per queste manifestazioni, per le manifestazioni sportive, anche domani sarà sempre disponibile il credito cooperativo. O ieri, oggi e per il futuro, diciamo per sempre. Finché ci siamo sempre a disposizione. Federica Fratoni, Presidente della Provincia, questa sera questa festa del ciclismo pistoiese, una bella manifestazione con tanti bambini, tanti ragazzi, qua ci si vede scegliere la gioventù. La cosa straordinaria di questo sport è che in questa provincia viene praticato in maniera massiccia proprio dai giovanissimi. Io in questi mesi, ma anche in precedenza, insomma, ho avuto modo di partecipare a varie presentazioni di squadre veramente di giovani che si stanno avvicinando a questo meraviglioso mondo e credo che possano ricavarne anche lezioni importanti di vita per il proprio futuro, per il proprio modo di affrontare le difficoltà che poi la vita quotidiana propone. Quindi questo veramente rallegra, perché poi il ciclismo è uno sport sano, uno sport che porta a contatto con la natura, porta ad apprezzare il nostro bellissimo paesaggio e quindi è veramente una grande felicità essere qui stasera e vedere che la partecipazione aumenta. 1357 tesserati tra atleti e dirigenti, è un bel numero, credo che sia o la prima o la seconda in Toscana. È un bel numero e noi rappresentanti delle istituzioni dobbiamo tenerlo nella debita considerazione, sostenere questo sport, fare il possibile perché davvero possa crescere ancora, possa consolidarsi e anche avere, insomma, le risposte giuste. Sul nostro territorio c'è da tempo l'istanza della costruzione di un ciclodromo, io credo che potremo impegnarci in questa direzione, ovviamente sono tanti passaggi da fare perché è un'opera molto importante e anche onerosa, però da questo punto di vista credo che, insomma, potremo fare il programma per arrivare anche a questo importante obiettivo. Bene, primo anno quasi di presidenza, 6 mesi, siamo a 6 mesi, un piccolo bilancio. Il bilancio è così fatto, sono stati 6 mesi molto impegnativi, io sono arrivata nel mezzo della più grave crisi economica dal dopoguerra ad oggi, tante aziende che stavano chiudendo, tante persone senza lavoro, quindi quella è diventata la priorità massima. Devo dire che oggi più di qualche mese fa si riescono a intravedere degli spiragli, soprattutto per le grandi crisi aziendali, noi ci stiamo lavorando, un grande impegno, però devo dire dopo 6 mesi che fare il Presidente della Provincia è una grandissima responsabilità, ma è anche un modo per davvero vivere la politica con la passione che la deve contraddistinguere e quindi mi sento una privilegiata e onorata di poter fare questa esperienza. Nel tuo discorso ti sei rivolta ai ragazzi, hai detto che oggi ci vedete con un occhio un po' strano, domani sarete voi che scegliete o presiederete la provincia. Beh, io non ho ovviamente l'ardire di pensare che dei bimbi di 10-12 anni possano capire fino in fondo chi hanno di fronte quando hanno il Presidente della Provincia, però a loro mi sono rivolta con un messaggio per il futuro perché credo che sia importante vivere la cittadinanza con grande consapevolezza. Domani saranno titolari, lo sono ancora oggi, ma insomma avranno l'esercizio del voto, la possibilità, e io spero siano in molti, di impegnarsi proprio nella vita sociale, nelle istituzioni, nella politica. Spero che tanti di loro vorranno davvero riavvicinarsi a questo mondo che, come ho detto, oggi viene visto con un po' di diffidenza, sicuramente ha ragione, però spero, insomma, che anche nelle esperienze locali si riesca a trovare gli stimoli per poter rinnovare un impegno anche in questo senso, perché la politica e le istituzioni ne hanno bisogno. Talini è un grande accentratore, 2 parole per Luciano. Beh, che dire, io ho avuto modo di conoscerlo, devo dire che nei confronti miei ha sempre dimostrato una grande disponibilità al dialogo, al confronto appunto su tutte le questioni e sono ben contenta di proseguire questo confronto da Presidente della Provincia, potendo magari offrire anche delle opportunità, io spero davvero di concretizzarle. È un grande lavoratore, è un grande appassionato che dedica, credo, la propria vita quotidianamente a questo impegno e quindi mi fa piacere che oggi sia stato riconosciuto da tutti gli intervenuti perché credo che se lo meriti fino in fondo. Bene, un grande in bocca al lupo, un buon lavoro per il 2010. Crepi, auguri a tutti, grazie. Alfredo Martini, un nonno tra tanti nipotini, questa sera tanti ragazzi a questa festa dello sport e del ciclismo pistoiese. Sarebbe stato bello poterti raccontare tante cose,
ma è anche difficile per poter parlare con i ragazzi, perché suggerire qualcosa a un giovane non è mai facile, perché occorre conoscerlo bene, altrimenti rischi di parlare a vuoto. Sicuramente. Ti hai tanti ricordi qua a Montecatini, hai corso da dilettante qua in questa città, credo che tu abbia tanti aneddoti, uno in particolare che ti ricordi qua di Montecatini? Quello che mi ha fatto più piacere è quello di essere stato bene qui a Montecatini, mi ricevettero bene, mi davano anche dei soldi alla fine del mese, quindi io a Montecatini ero per 2 anni, 1939 e 1940, ero un po' di casa e mi ero fatto delle amicizie, insomma potevo star bene perché non sentivo la mancanza di niente, qua potevo gareggiare, ero assistito e ben visto. Avevi solo uno che guadagnava più che di te? Lorenzo Magni prendeva 1.000 lire al mese, io ne prendevo solo 600, però considerato che andare al ristorante si spendeva 5 lire mangiando una bistecca, penso che era un buono stipendio. Anche 600 lire erano buone. Sicuramente, ritornando a stasera, Talini diciamo è veramente un grande in queste situazioni. Talini è un uomo che ha una grande esperienza, che l'ha maturata proprio nel ciclismo, vuol bene ai giovani, cerca di curarli al massimo di quello insieme ai suoi collaboratori, e poi Talini è importante, è che è un galantuomo. È un galantuomo e noi vicino ai ragazzi abbiamo bisogno di gente per bene. Sicuramente. Questa candidatura di Montecatini ai mondiali del 2013 come si vede da parte della federazione? La Toscana penso sia presa in considerazione, avendo dato tanto al ciclismo in campo internazionale e non avendo mai fatto un mondiale. Penso che questo sia a Firenze come Montecatini possano ambire ad avere questa riconoscenza. Sicuramente 1357 tesserati nella provincia di Pistoia, credo che sia un numero veramente sbalorditivo. Sai, Pistoia è sempre stata una terra di ciclismo, a Pistoia si sono avuti campioni che hanno vestito anche la maglia gialla a Tour de France come Serafino Biagioni, ma poi anche in campo dilettantistico la pistoiese diede sempre tanto agli azzurri. Sicuramente, un grazie e un augurio che facciamo a Talini e a tutti i ciclisti pistoiesi. Talini merita questo ed altro, come tutti però anche gli sportivi di Pistoia che ogni domenica si mettono lungo la salita di San Baronto a applaudire i corridori. Siamo con l'avvocato Carlo Iannelli, vicepresidente del comitato regionale. Una provincia come Pistoia fa veramente piacere alla regione? Ma sicuramente sì, io l'ho detto nel mio intervento, venire a Pistoia mi riempie sempre di gioia, di orgoglio, perché la provincia di Pistoia è una provincia d'eccellenza, sicuramente in Toscana, sicuramente direi anche sul territorio nazionale. È una provincia che si distingue soprattutto per i numeri appunto degli affiliati, per il fatto di avere poi dei dirigenti molto qualificati, di avere le motostaffette, di avere quindi un ciclismo a 360 gradi. Sono tante le corse organizzate, tanta la passione e quindi davvero per me è un piacere, un orgoglio venire a Pistoia. Devo ringraziare questa provincia per il lustro, per il prestigio che dà al ciclismo toscano e nazionale. L'unica cosa che manca qui a Pistoia secondo me è un ciclodromo per mettere in sicurezza questi ragazzi. Il ciclodromo arriverà, io so che la provincia di Pistoia ci ha già lavorato, ci sta lavorando e credo che sarà di prossima realizzazione, quindi si riuscirà a colmare anche questa lacuna, che è una lacuna importante che affligge non solo la provincia di Pistoia purtroppo, ma anche tante altre province toscane. Il comitato regionale da sempre è impegnato anche su questa strada per far sì che appunto i bambini possano praticare il ciclismo in tutta sicurezza. Eccoci con Guido Pedersoli, presidente del CONI di Pistoia, un comitato provinciale di Pistoia che festeggiava questa sera i suoi ciclisti e i suoi dirigenti, 1357 tesserati, non sono pochi. Pistoia è sempre stata importante per il ciclismo, la Val di Nievole in particolare, specialmente
in questa zona ci sono tante società sportive e sono tanti gli appassionati di ciclismo che assistono sempre durante i percorsi le squadre e fanno il tifo per i loro corridori. E già nel passato si è fatta attività promozionale nella scuola con i gruppi ciclistici e è uno sport veramente importante per questa provincia. Sicuramente tanti bambini questa sera a questa festa a onorare questa festa di ciclismo un po' diversa, senza cena, senza pranzi, però basata sulle premiazioni. È stata veramente una cosa bellissima vedere tanti bambini che si sono avvicinati al ciclismo, bambini giovani i quali amano il ciclismo perché magari l'hanno fatto qualcuno in famiglia, però si sono appassionati perché proprio questa è una zona del ciclismo. Siamo con il dottor Giuseppe Bellandi, sindaco di Montecatini Terme. Questa sera ospitava questa festa del ciclismo pistoiese, credo che sia già un passo in avanti verso la vostra candidatura, la candidatura di Montecatini al 2013. Beh, io dico la candidatura della Toscana, di Montecatini che ci crede, che ha fatto un po' da apripista, della provincia di Pistoia che con Federica sicuramente proprio per l'impatto che ha il ciclismo, la storia del ciclismo, cosa rappresenta la provincia di Pistoia nella realtà ciclistica italiana, insieme alla provincia di Firenze, alla provincia di Lucca e alla città di Firenze, speriamo di coronare questo. Per me i sogni è un sogno, ma i sogni si devono avverare, non è un'illusione. Se stiamo uniti ce la facciamo, la Toscana secondo me se la merita, il ciclismo è uno sport meraviglioso. Insegna tanto ai giovani, insegna tanto alle generazioni future, è importante, il ciclismo ha un messaggio positivo, anche con qualche contraddizione, ma ha un messaggio estremamente positivo. Fa bene anche ai vecchiotti come me, quindi. Sicuramente. Abbiamo avuto questa sera un testimonial come Alfredo Martini che ha corso qua a Montecatini nel 39 e nel 40, che ha dei grandissimi ricordi, mi ha detto a me nell'intervista dovrei aver avuto più tempo per poter raccontare tanti aneddoti che ho vissuto qua a Montecatini. Comunque avere lui alle spalle credo che sia ancora diversi punti in più. Ecco, noi dobbiamo adesso superare la fase italiana, no? C'è la candidatura anche di Genova, per cui speriamo, senza voler niente di male a Genova, speriamo di essere candidati noi. Alfredo Martini, venendo a lui, noi lo designeremo senz'altro come il nostro presidente. Fa parte non solo come uomo di ciclismo, uomo che ha pedalato e che ha sudato, ma anche nell'uomo di un ciclismo diverso, del ciclismo da direttore sportivo, del ciclismo che ha portato l'immagine vincente dell'Italia all'estero e di una cosa fondamentale, oltre all'amore che ha per il ciclismo e si sente un ragazzo, del buon senso che ha sempre avuto nelle sue azioni. Questo da Toscani è un grande merito. Sicuramente a presto, fra un mese e mezzo circa, ci saranno 2 giorni qua nella nostra provincia, a Montecatini e Monsummano, con la Tirrena Adriatica. Molto importanti, li abbiamo voluti fortemente, dobbiamo cercare anche le risorse, quelli che ci aiutino, ma riteniamo che la Tirrena Adriatico, che è di per sé una grande corsa, è un grande biglietto per illustrare le nostre possibilità, le possibilità del nostro territorio, della Val di Nievole, che è parte importante della provincia di Pistoia, le abbiamo scelte noi e Monsummano. Sarà una cosa anche per dimostrare che siamo in grado di fare quello per cui vogliamo lavorare fino al 2013. Vorremmo addirittura che la Tirrena Adriatico facesse quasi tappa fissa in Val di Nievole. Noi ce l'auguriamo, lavoriamo anche per il futuro, lavoriamo anche per chi lavora col turismo, perché il turismo e il termalismo, turismo e termalismo sono le identità di Montecatini e della Val di Nievole. Noi crediamo che il turismo legato ai cicloturisti, ai ciclo, agli appassionati della bicicletta, porti anche un messaggio di salute che ben si sposa col messaggio termale che vogliamo dare. Bene, un grande in bocca al lupo e un buon lavoro allora. Allora, viva il lupo, perché il lupo è un nobile animale e il lupo ci deve aiutare a mangiare le streghe cattive. Grazie di cuore. Luciano Salini, presidente del comitato provinciale Festa del Ciclismo Pistoiese. Credo una bella festa, i numeri e le persone che erano presenti questa sera parlano da soli. Sì, molto soddisfatto di questa nuova formula che abbiamo fatto quest'anno, anche forzatamente voluta, perché, come si è ripetuto durante gli interventi, è stata fatta così in questo sistema perché ci sono stati dei lutti nella nostra provincia, 3 ragazzi che hanno perso la vita sulle strade, perciò non era il caso, avendo valutato un po' la situazione, non è
che ci ha indotto a non fare la solita festa, cioè festeggiare tanto, perché quando ci sono certi casi bisogna avere un po' di rispetto anche per loro. Sicuramente 1357 tesserati tra dirigenti e atleti è un bel numero per la provincia di Pistoia. Sì, si è incrementato dall'anno scorso con un centinaio di tesserati in più. Speriamo che quest'anno con le nuove tariffe che si riesca perlomeno a rimanere su questi livelli. Mi auguro che crescano ancora di più i giovanissimi, perché quello è il fulcro del ciclismo, e senza di quelli certamente non si va avanti. E poi ci sia un corretto andamento, un corretto comportamento fra le società, avere un rispetto l'una dell'altra, perché mi sembra che si stia un po' sgretolando la cosa e questo mi fa molto dispiacere. E questo è causa non delle società che già sono impiantate, ma scusate, dei nuovi direttori sportivi che si sono impiantati anche nelle società giovanissimi, che una volta le faceva quello della società stessa, ora sono manager anche quelli i giovanissimi, figuriamoci dove si va a finire. Questo è brutto perché sono gente che vengono dal di fuori e non sanno gli impegni che hanno società e il rispetto di una con l'altra. Questo voglio. Nella provincia che ci sia un rispetto reciproco fra le società. La provincia si appresta, tra poco inizierà la stagione, ad avere 2 eventi molto importanti, 2 tappe della Tirreno Adriatico. Credo che sia un bel riconoscimento. Sì, 2 gare della Tirreno Adriatico che si svolgeranno proprio tra Montecatini e Monsummano. Questo sarà un biglietto da visita per gli organizzatori per un eventuale campionato del mondiale nel 2013. Sicuramente, e se si parla veramente dei percorsi che si sta vociferando in giro per la Tirreno Adriatico, credo che siano 2 tappe veramente importanti anche per la classifica finale. Penso di sì, che siano 2 tappe importanti che richiami tanta gente, tanto pubblico agli arrivi. Tanti ospiti questa sera, e soprattutto credo Alfredo Martini, perché veramente è una bontà di personaggio che non se ne trovano uguali. È un mito, quando si sente parlare lui, sento la platea era tutta in silenzio, mentre quando si parlava qualcuno di noi mormorava, perciò vuol dire che entra proprio nell'animo della gente, è un piacere ascoltarlo. Io l'ho definito il nonno di tanti nipoti che erano qua. Infatti è così che se l'ho stabilito anche lui, perché si sente proprio quando era bambino, mi ricorda era bambino e poi rifà tutta la sua storia da quando era un ragazzo a quando agli ultimi anni che ha corso. Sicuramente il comitato provinciale ha funzionato alla grande nel 2009, direi che il comitato provinciale non è solo Talini Luciano, ma ci sono dei componenti veramente validi. Questo l'ho già ripetuto prima, Talini è uno dei 4 che fa parte del comitato. E voglio cogliere l'occasione per salutare Sauro che ha avuto dei problemi di salute e oggi è ritornato dall'ospedale. Gli faccio tanti auguri, un in bocca al lupo da parte mia e di tutti i suoi compagni e tutte le società che erano presenti qui stasera. Bene, allora a questo punto appuntamento sulle strade. Ciao, arrivederci alle prossime gare, alle prime gare, ora alla Tirreno Adriatico a Montecatini. E si conclude così questa festa dello sport e del ciclismo pistoiese qui a Montecatini Terme, nei saloni del Credito Cooperativo della Val di Nievole. Tanti ospiti a questa bella serata, tanti ragazzi premiati e tante società. L'appuntamento alle prossime trasmissioni. ROX, un nome breve per camminare più a lungo. ROX, un nome breve per volare sempre più in alto.